Salut a tutti, terza dappa in Lumionanta RCFM e per compagni oggi ma parla canto, ma parla musica cu gruppo Avilet che ha qui usologo di ripetizione, di creazione di no e per parlare ne ridroiamo subito a Jean-Claude Acquaviva e Maxime Vulamy. RCFM e Campacui. Allora, siamo venuti qui a fine al principio degli anni 90. Infatti lo bastimento apparteneva era un giovane architetto che aveva la sua compagna che era d'origine di qui, Pierre Santenac, un architetto che si è installato e che ha fatto gli appartamenti qua su e che buia una parte di un casale stessi pubblico, perché storicamente è un luogo dove erano accolti i bori di un luogo, eccetera, eccetera. E dunque su Pierre Santenac, quando lui si è installato, ha detto, vabbè, mi installo, facciamo casa, ma ci avrebbe che una parte stessi pubblica, dunque la proposta alla comune, e poi un fatto di conoscenza, ha detto se voi volete stare là, potete fare i lavori che volete e fare nel vostro luogo. Ecco, siamo giunti qui, mi pare, nel 91-92, e non so, sono più di 30 anni. Mi pare che il casale è stato fatto all'inizio per un curato di famiglia colonna di Lega verso 1780 mi pare. Poi avevamo di un luogo una scuola e come diceva Jean-Claude poco a poco hanno messo la famiglia messa i bori di un luogo e verso 1920 hanno fatto a casa comune. Dunque è sempre stata una casa con famiglie, con gente di qui. Allora, cosa ci vediamo? Abbiamo fatto la nostra casa. La nostra casa vale a dire che facciamo una ripetizione, ma mica solo ripetizione, abbiamo qualche porta registramenti, poi non sono mica registramenti professionali, non abbiamo mica un studio, un vero studio, ma c'è possibilità di fare un lavoro che non è oggi. E poi spesso c'è arrivato questo luogo per fare collaborazione con altri. Quando tu sei in residenza, quando c'è capacità di accogliere gente, di fare mangiare, e poi i luoghi per ripetere anche chi so dello spazio, un po' accogliere musicanti, cantatori. Spesso abbiamo fatto i nostri lavori non sulla registrare, l'abbiamo fatto qui, per esempio so che l'abbiamo fatto con Paolo Freso e Daniele Bonaventura, l'abbiamo approntato qui, so che l'abbiamo fatto con Mignaoui, le Quai du Caire, una parte l'abbiamo fatta qui, Costantinopoli l'abbiamo fatta qui, Fadia, Tombellage l'abbiamo fatta qui, dunque sono luoghi che ti permettono di fare un lavoro, che sono come un nido, dove tu puoi creare, dove tu puoi riflettere, dove tu puoi fare progetti, eccetera, eccetera. Et demain, c'est une jeune agricultrice qui sera avec nous pour notre quatrième étape à Loumio en Balagne. Nous retrouverons Annalivia Fanou qui valorise la figue de Barbarie. À domani. RCFM e Campacui.